Era già stata anticipata sabato durante l'incontro al Palasport di Motta per fare il punto sul focolaio TBC l'intenzione dell'ULSS 2 di sottoporre anche i ragazzi di seconda media, quindi quelli usciti dalla scuola elementare nel 2017 al test Mantù. Oggi è arrivata la conferma. Tra domani e mercoledì un centinaio di persone, tra studenti e personale scolastico non più in servizio nell'istituto, saranno sottoposti allo screening. Martedì con lettura venerdì, perché la Mantù richiede 72 ore per la lettura, faremo questo passaggio e poi speriamo veramente di chiudere questa partita fino alla ripetizione dei test Mantù sui negativi nella prima tornata di valutazione che è prevista, ricordo, il 20 di maggio. La decisione dell'ULSS 2 è stata presa per massima precauzione alla luce della positività alla Mantù di 2 studenti che quest'anno frequentano la prima media. Complessivamente sono 10 le persone colpite da tubercolosi, 8 alunni e 2 insegnanti, tra cui la maestra che i sanitari hanno identificato come caso indice, 36 invece coloro che sono risultati positivi allo screening. Quello di Motta è un focolaio particolare di TBC, ha evidenziato il professor Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità e massimo esperto in materia presente sabato al Palasport. Intanto anche il ministro della Salute Giulia Grillo è intervenuta sul caso Motta, sottolineando che la situazione è sotto controllo e assolutamente circoscritta e che non c'è ragione di preoccupazioni irrazionali perché tutte le misure di controllo e prevenzione sono state tempestivamente attuate dall'ULSS e monitorate dall'Istituto Superiore di Sanità.